Venezia ha aperto questa mattina lo scrigno del Museo Corelli, in uno dei luoghi più prestigiosi e rappresentativi, per presentare le due date in piazza San Marco del tour Amici per sempre dei Pooh, il 5 e 6 luglio. Red Canzian, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli si esibiranno 2 serate su un palco con sfondo trasparente per non intaccare la visuale dei monumenti. Suonare a Venezia è un sogno per noi, è un sogno che forse abbiamo coltivato fin da bambini, o da poco più grandi, da ragazzi, quando abbiamo visto che i Pink Floyd erano venuti a suonare qui per la prima volta. Credo che ogni gruppo al mondo abbia desiderato di fare la stessa cosa. Alla fine di questo tour fantastico, di sold out dappertutto, ci hanno proposto di continuare a suonare e ci hanno proposto gli spazi più belli che ci fossero in Italia. Tipo, abbiamo chiesto, tipo San Marco a Venezia, abbiamo detto certo di sì. Cosa significa per voi essere il collante di più generazioni attraverso la vostra musica? E significa innanzitutto che magari qualcosa di buono l'abbiamo fatto, no? E questo è chiaro che ci rende felici, perché dà un vero senso a quello che noi abbiamo fatto. 2 serate che si preannunciano magiche nel ricordo ovviamente di Stefano Dorazio per il Pooh compagno di strada immortale a Venezia, dove proprio nel 1976 festeggiarono con un importante servizio fotografico i primi 10 anni della loro carriera. Quel giorno mancava però la torta, che questa mattina è arrivata a sorpresa. Stefano è immortale, come è immortale Valerio, perché le cose che hanno scritto li rendono immortali. Noi li rendiamo immortali ogni giorno nei nostri concerti. Eravamo qua nel 1976, proprio qua sotto, davanti ai musei, per fare il servizio fotografico per Sorrisi e Canzoni, e non avevamo la torta, l'abbiamo scoperto qui. Per cui siamo andati qua dietro in frezzeria a prendere in una cartoleria un foglio grande di cartoncino rosa, graffettato con la puntaspilli. Poi con un pennarello ho disegnato il 10, che era il nostro compleanno, e con la schiuma da barba, spray, ho fatto tutta la crema, solo che Sora che era il buso, per cui il fotografo doveva fotografare la torta da sotto. Un saluto ai telespettatori del Veneto. Gli amici del Veneto, A tutti gli a amici tutti gli amici del Ciao e grazie.